Tifosi del Napoli, benvenuti a un nuovo video dal canale Rapporto Napoli. Oggi parliamo di un nome caldo che interessa Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, il giovane terzino del Red Bull Salisburgo, che sta attirando l'attenzione in tutta Europa. Il Napoli ha già mostrato interesse in passato e, ora che Conte è alla guida, i colloqui potrebbero riprendere nella prossima finestra di mercato. La nostra difesa ha un gran bisogno di rinforzi, quindi immergiamoci in questa storia per scoprire chi è questo giocatore e come potrebbe inserirsi nei piani di Conte. Rimanete con noi, perché un eventuale acquisto potrebbe davvero cambiare il corso della nostra stagione. Amar Dedić è nato il 18 agosto 2002 in una piccola città austriaca, da genitori bosniaci. Fin da giovane ha dimostrato un grande talento nel calcio, iniziando nelle giovanili dello Sturm Graz. Tuttavia, è nel 2015 che la sua carriera decolla, quando entra nel Red Bull Salisburgo, famoso per il suo sviluppo di giovani talenti. Dedić ha partecipato a tutte le categorie giovanili del club, competendo anche nella prestigiosa UEFA Youth League. La stagione 2019-2020 è stata cruciale per lui. È stato ceduto in prestito al Liefering, club satellite del Salisburgo, nella seconda divisione austriaca. Qui ha mostrato il suo potenziale, segnando 2 gol e fornendo 2 assist in 19 partite, con prestazioni di grande intensità. La sua capacità di attaccare e difendere efficacemente ha attirato l'attenzione non solo del Salisburgo, ma anche di altri club europei. Nel 2021-2022, durante il prestito al Wolfsberger, Dedić ha consolidato la sua posizione di giocatore d'élite, diventando titolare e contribuendo con 3 gol. La sua impressionante stagione lo ha portato a essere convocato per la nazionale bosniaca, dove ha debuttato contro il Lussemburgo, segnando una svolta nella sua carriera. Rientrato al Salisburgo, nella stagione 2022-2023 è diventato un titolare indiscusso, giocando 31 partite, segnando 5 gol e realizzando 4 assist. La sua importanza per la squadra è tale che, nell'agosto 2023, è stato nominato capitano all'età di 21 anni, un chiaro segno delle sue qualità tecniche e della sua leadership. Con Antonio Conte al timone del Napoli, la possibilità di vedere Dedić in Serie A si fa concreta. Secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, Conte è entusiasta di Dedić e De Laurentiis potrebbe tentare di ingaggiarlo a gennaio. Ma cosa rende questo giovane terzino così interessante? Dedić si adatta perfettamente allo stile di Conte, che predilige terzini forti, veloci e capaci di supportare l'attacco senza compromettere la difesa. È un terzino moderno, capace di coprire tutto il campo con un eccellente mix di gioco offensivo e solidità difensiva. Le sue qualità, come la velocità, l'intensità e la precisione nei cross, sarebbero un valore aggiunto per il Napoli. Inoltre, Dedić ha già esperienza nelle competizioni europee, un aspetto cruciale per una squadra che punta a brillare sia in Serie A che in Champions League. La sua presenza non solo migliorerebbe la solidità difensiva del Napoli, ma aggiungerebbe anche nuove opzioni in attacco, rendendo la squadra più versatile nelle transizioni rapide. Parlando della concorrenza interna, Dedić troverebbe un ambiente competitivo con Giovanni Di Lorenzo, il che alzerebbe il livello per tutti. Potrebbe essere impiegato sia a destra che a sinistra, aumentando ulteriormente il suo valore tattico. Infine, c'è anche la questione economica. Nonostante il suo valore di mercato, De Laurentiis sembra pronto a investire per rinforzare la squadra e dare a Conte i giocatori necessari per puntare al titolo. Il mercato di gennaio si prospetta intenso e non è da escludere un notevole sforzo per portare questo giovane talento a Napoli. Insomma, tifosi, la situazione di Dedić è uno dei temi più caldi del prossimo mercato. Con Conte che lo apprezza e De Laurentiis disposto a investire, la possibilità di vederlo indossare la maglia del Napoli è concreta. Il suo arrivo potrebbe rappresentare una vera svolta per la squadra, sia in difesa che in attacco, aggiungendo qualità, intensità e freschezza. Ora resta da vedere se il Napoli riuscirà a superare la concorrenza e chiudere l'affare. L'attesissimo scontro tra Milan e Napoli è fissato per il 29 ottobre. In una recente intervista, Ibrahimovic, ora allenatore e osservatore del Milan, ha enfatizzato l'importanza di questa partita sia per la squadra che per i tifosi, definendola una grande sfida. Zlatan ha evidenziato la rivalità storica tra i due club, affermando che i duelli contro il Napoli sono sempre caratterizzati da un'intensa competitività, promettendo emozioni forti per i tifosi. L'ex centravanti, considerato uno dei più grandi calciatori svedesi, ha anche rivelato l'ansia che prova per questo incontro. Ibrahimovic, noto per la sua bravura e carisma in campo, continua a seguire con attenzione le prestazioni del Milan. La sua esperienza e conoscenza del gioco sono risorse preziose per la squadra, specialmente in momenti cruciali come questo. Lo scontro con il Napoli è fondamentale per le ambizioni del club in questa stagione. Con il supporto incondizionato dei tifosi, il Milan cerca una vittoria che possa segnare una svolta nel campionato. Anche al di fuori del campo, Zlatan mantiene viva la sua passione per il calcio e il desiderio di vedere il Milan brillare. Le aspettative crescono man mano che si avvicina la data dell'incontro e tutti si preparano a un match che promette di essere all'altezza delle tradizioni di questi due grandi club.